Sai che gli Stati membri dell'Unione hanno l'obbligo di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro? Con un'importante decisione, il 25 novembre 2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che le norme UE impongono agli Stati membri di riconoscere il matrimonio validamente contratto tra cittadini dello stesso sesso in un altro Stato membro. Il caso riguardava una coppia formata da un signore con la doppia cittadinanza polacca e tedesca e un cittadino polacco sposati a Berlino. Poiché la coppia intendeva trasferirsi in Polonia, i coniugi chiedevano la trascrizione del loro matrimonio, ma tale trascrizione veniva rigettata perché ritenuta contraria ai principi fondamentali della Repubblica di Polonia. In risposta alla Corte Suprema Amministrativa polacca, la Corte di Giustizia afferma che i principi stabiliti dal Trattato sul funzionamento e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea non consentono alla normativa di uno Stato membro di impedire il riconoscimento del matrimonio tra cittadini dello stesso sesso legalmente contratto in un altro Stato. Ma attenzione, la decisione della Corte di Giustizia presuppone che il cittadino di uno Stato membro richieda in questo stesso Stato la trascrizione del matrimonio con una persona dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro. In questo secondo Stato membro sia possibile dimostrare che la coppia aveva consolidato la propria vita familiare. Se ti interessano ulteriori contenuti su questi temi, scrivici nei commenti.